Buona giornata, bentrovati, eccoci all'appuntamento del lunedì, ritorniamo dopo un weekend zeppo di sport e di notizie che tra poco vi racconteremo, sempre sulla nostra web tv www.venetoglobe.com e sul canale 813 del digitale terrestre per la provincia di Belluno. Andiamo ad iniziare. Nel weekend appena trascorso abbiamo gioito per la bella prestazione di Alex Zanardi che ha firmato un ultra record firmando un quinto posto assoluto a Cervia nell'Ironman. Pensate che questa disciplina prevede nuoto, ciclismo e corsa maratona. Ora Zanardi punta su Tokyo nel 2020. Altra soddisfazione è arrivata da Bebe Vio che dopo aver vinto nel singolo ha trascinato la squadra di Scherma ad una meravigliosa medaglia d'oro e insieme a loro hanno festeggiato anche quelli della sciabola maschile. Complimenti. Ieri gara di MotoGP ad Alcanis per il Gran Premio di Aragona, 14ª tappa del Motomondiale 2018. Secondo ha vinto Marquez, ce lo stavamo dimenticando, su Honda, secondo Dovizioso su Ducati, terzo Iannone su Suzuki. Modesto l'8º posto per Valentino Rossi. C'è un'Italia che va alla grande, quella del volley, che dopo aver perso con la Russia l'altra sera 3-2, però ha qualificazione già ottenuta, ha vinto ieri sera contro l'Olanda per 3-1, facendo giocare le cosiddette seconde linee, come si dice, che hanno però disputato un'ottima gara. Ora testa alla Final Six di Torino. E l'angolo lo apriamo con il calcio, con la Serie A, quinta giornata, ha visto la vittoria dell'Inter nell'anticipo di sabato, ha visto la vittoria del Napoli, la sconfitta della Roma e il pareggio del Milan contro l'Atalanta. Ieri sera nell'ultimo posticipo Juventus-Frosinone, la Juventus ha vinto per 2-0. In Serie B il Cittadella ha perso alla Spezia per 1-0, ha perso così la leadership, la testa della classifica, che adesso ce l'ha in condominio. Il Crotone cede in casa al Verona senza Pazzini, perde invece il Venezia di Vecchi per 2-1 contro il Lecce. Il pari poi nel posticipo serale ha decretato il risultato tra Padova e Cremonese, pareggio per 1-1. La Serie C nel girone B è cominciata con Rimini Triestina nell'anticipo, finito 2-1 con la vittoria del Rimini, Renate Vicenza pareggio 1-1, Albino Leffe che ha perduto in casa dal Pordenone per 2-1, il Virtus Verona ha ceduto al Monza per 2-0, un Monza che si trova in testa alla classifica, aspetta magari l'arrivo di Berlusconi e Galliani che porteranno nuova linfa e la classifica la divide con Pordenone e Sudtirolo. Virtus Verona invece all'ultimo posto. Siamo all'angolo sportivo con la Serie D, rimaniamo ancora così, sì, la Serie D che vede il Montebelluna in casa contro il Chions vincere per 2-0, la compagine di Checco Feltrin ritorna alla vittoria. Gli altri risultati: Arzichiampo Adriese 2-2, Atamai Este batte Tamai 1-0, San Giorgen batte Union Feltre 3-2, Belluno e Virtus Bolzano 1-1, Campodarsego batte Delta Rovigo 2-1, Cartigliano Ciarlins Muzzane 4-4, Clodiense batte Levico 1-0, San Donatrento 1-1 a Tamai, Este batte Tamai 1-0. Este al comando con 6 punti in classifica con il Campodarsego, Montebelluna a centro classifica con 3 punti. Ed ora l'eccellenza, nel girone B, terza giornata, Calvino Luparense, vittoria della Luparense per 3-2, Giorgione batte Istrana 4-1 con Morbioli scatenato. Noi mandiamo sempre un saluto e un augurio particolare al capitano dell'Istrana Zugno che è ricoverato in ospedale in queste settimane, forza Zugno. Lì a Piave Nervesa 1-1, a Mestre la sorpresona, Vittorio Veneto batte Mestre 3-1, Real Martellago batte Porto Mansuè con il portiere del Porto Scocco che para 2 rigori su 3 e poi non ce l'ha fatta a salvare la sua porta. Tombolo Treviso 2-2 e Union QDP perde in casa dall'Union Pro 2-0. Ha riposato la Liventina, manca solo il risultato di Eclisse San Giorgio Sedico che è uguale, tale e quale a quello di mercoledì sera in Coppa Italia, però qui c'era il campionato da onorare. 2-1 per il San Giorgio di Bruno Gava. Sentiamo il tecnico di casa Stefano Della Bella.
Stefano, è uscito lo stesso risultato di mercoledì in Coppa, 2-1, qui però il campionato forse qualche cosa pesa. Sì, pesa perché veniamo da un periodo difficile con qualche infortunato in più, per 60 minuti abbiamo cercato di arginare la loro forza perché davanti non sono male, sono una buona squadra. Dopo siamo calati un po', quando abbiamo preso gol, dopo è stato difficile risalire un'altra volta, insomma eravamo stati bravi il primo tempo, con un po' di sacrificio eravamo riusciti a ritornare sul pari, è così, dobbiamo cercare di recuperare un po' tutti quanti, di allenarci meglio e di far passare questo momento, insomma. C'è da dire in effetti che se sembrava che la difesa non avesse problemi, adesso con queste difficoltà che hai... No, ma il discorso è questo, anche sapevamo che Damuzzo andava in sofferenza da quella parte, però rischiare un altro giovane non mi sembrava il caso. E finché ce l'ha fatta qualcosa abbiamo fatto anche bene. Dopo logico che davanti, appunto, ripeto, avevano 4 giocatori in gamba. Oggi anche Zanetti ha avuto difficoltà lì in mezzo, poi ho visto che... Ma siamo stati meno brillanti secondo me, e forse avevamo anche meno gamba del solito. E forse per il discorso del turno di Coppa Italia che qualcuno aveva giocato, e così forse potevamo far meglio in 2 o 3 occasioni che ci hanno lasciato qualche spiraglio, là forse potevamo portare via qualcosa in più, insomma. La cosa bella è sempre questa età giovane, però poi quando peschi dalla panchina siamo lì. No, è logico che se va a peccare d'inesperienza è così, però cioè, non c'è altro, bisogna cercare di testa alta, di allenarci ancora di più, con più intensità, con più determinazione, perché questo in qualche maniera bisogna tirarci fuori. Hai chiesto di ritornare sul mercato oppure no? Ma adesso vediamo, il discorso sì, si parla perché in difesa siamo leggeri e si vede, adesso si sta valutando qualcosa, però dobbiamo allenarci con quelli che siamo qua e cercare di tirarci su le maniche noi, insomma. Buon lavoro. A voi. Domani parleremo con Bruno Gava, tecnico del San Giorgio Sedico, per avere l'altra campana per quanto riguarda questa gara. Promozione, girone D, terza giornata, ci sono stati i risultati nella norma: Conegliano Corsaro con il Lovis Presiano, Portogruaro Cornuda, forse un po' qui la sorpresa, 2-2 pareggio per il Cornuda, il Prodeco vince invece contro il Fossalta di Piave. Sempre per il calcio, questa sera a Villa Luisa Francesca di Biadene si terrà la 14ª edizione di Panchine di Marca, che va come consuetudine annuale a premiare gli allenatori trevigiani vincitori di campionati, a partire dal campionato di eccellenza quest'anno con la vittoria del San Donà allenato dal trevigiano Pasa. I Moco Volley Conegliano in piazza ieri sera a Conegliano, bagno di folla nel salotto buono della città del Cima, consueta passerella dell'Imoco e della società intera di fronte al proprio pubblico e ai tifosi, tutte presenti anche The Queen, ovvero Robin de Cruyff. TVB Basket per quanto riguarda il basket trevigiano a Monfalcone per l'ultimo torneo prima della Supercoppa di Bologna. Treviso ha perso la prima gara contro l'Alma Trieste per 93-77 nella norma e nella finalina di consolazione contro lo Scriglievo ha vinto 75-49, ma la partita è stata sospesa perché il parquet era troppo scivoloso e pericoloso per giocare ancora. Ora la testa va a Bologna e alla Supercoppa. Basket sempre, questa volta Serie B con la Rucker Sanve che ha vinto il secondo torneo e trofeo della sua stagione da poco iniziata. Ha vinto a Venturina Terme, i bianconeri portano a casa il Memorial Scali vincendo 78-73 contro il Basket Empoli. Giocherà domenica o nel weekend insomma contro Padova a Padova e poi l'esordio a Lecco in trasferta il 7 ottobre per iniziare il campionato di Serie B. Parliamo di rugby con il Benetton che è ritornato da Swansea con una sconfitta contro gli Ospreys, sempre campo ostico, duro, 27-10 la sconfitta, perdono anche e ancora le zebre per il Benetton, altra trasferta adesso da preparare ad Edimburgo.
Questo è il top 14, il top 12 invece ha mandato in campo le nostre squadre venete che hanno collezionato una vittoria con il Mogliano che ha battuto il Valsugana Padova per 17-5. A Villorba, sempre per quanto concerne il rugby, in questo caso trevigiano, di una grande società perché è la quarta società in Italia per numeri e per importanza. Il Villorba Rugby, o meglio Iniziative Villorba Rugby, è stata presentata venerdì, una squadra maschile di Serie B, una squadra femminile di Serie A. Cominciamo con i maschi, cominciamo con il tecnico dei maschietti, Luca Bott, ai nostri microfoni. Eccolo. Sì, stiamo lavorando, lo staff sta lavorando, quindi chiaramente io, Coco Mazzariol, Davide Giazzon, i preparatori sono Lelio Miani e Serena Chiavaroli e quindi tutto lo staff anche dirigenziale che ci accompagna. Stiamo cercando di lavorare sulla coesione del gruppo attraverso il lavoro di costruzione fisica, attraverso il lavoro tecnico. Nel primo periodo abbiamo dato una priorità importante alla costruzione fisica perché durante l'estate non eravamo riusciti a lavorare bene per altri motivi, insomma. Quindi li abbiamo presi, non dico da zero, ma li abbiamo presi da dove erano per cercare di elevare le loro prestazioni e progressivamente stiamo inserendo tutti gli elementi tecnico-tattici sia a livello individuale che collettivo che di reparto per portare sulla prestazione. Il gruppo sta rispondendo bene, ricordo che sono tutti ragazzi che o lavorano o studiano, quindi hanno chiaramente anche altri impegni durante la giornata. Esatto, molto giovane, però quando la coesione, la concentrazione si stringe e si va verso l'obiettivo è molto interessante, hanno delle qualità importanti come hanno già dimostrato l'anno scorso durante il loro campionato, penso. L'anno scorso è sfuggita questa promozione? Sì, l'anno scorso è così, del resto il Badia ha vinto sul campo, poi le prospettive che si erano aperte erano per altri motivi, insomma per l'incapacità diciamo gestionale o dei problemi economici di altre società. E secondo me anche alla fine la proposta di partecipare al girone centro-sud sarebbe stata proibitiva perché diventa un carico economico ma anche di massacro cioè impossibile. Parlava di coesione del gruppo, proprio nel fine settimana avete fatto questa riunione sul Montello. Sì, ci troviamo per staccarci un po' dall'ambiente dove viviamo e stare solo noi, quindi il gruppo dei giocatori e degli allenatori, ecco, questo è. Dove ci sarà anche un momento tecnico chiaramente, ma soprattutto un momento di condivisione, di stare insieme, forse di conoscere anche un po' di più, visto gli impegni che hanno tutti durante la giornata e ci si incrocia per poco tempo, il fatto di rinsaldare ulteriormente e trovare dei momenti di collegamento, di condivisione. Al Presidente ho fatto l'in bocca al lupo, va bene anche all'allenatore? Assolutamente, solo che gli in bocca al lupo vanno fortemente aiutati e assistiti e quindi sicuramente dovremo fare la nostra parte, noi dello staff, dirigenti e allenatori, la società e soprattutto i giocatori una volta che li avremo convinti che la nostra proposta è buona. Sicuramente sarà buona, domani torniamo a Villorba dalle iniziative Villorba Rugby, parleremo al femminile con Sara Barattin, capitano della squadra e capitano anche della nazionale. Per l'atletica leggera trevigiana, piogge di medaglie nel weekend ai campionati regionali di Bassano del Grappa, mentre a Sanremo per la Silca, per i draghetti, titolo agli under 23 nel cronometro a squadre di triathlon, mentre il team femminile della categoria Youth è salito sul secondo gradino del podio. Concluso ieri pomeriggio il torneo dell'amicizia organizzato per la 12ª volta dal Volley Piave, successo italiano quest'anno con l'Anderlini a trionfare, come ci parla e come ci conferma l'organizzatore del torneo Daniele Berti. A Pieve di Soligo al Palasport con l'organizzatore del torneo internazionale del Volley Piave, una grande vetrina che si è conclusa alla grande anche quest'anno. Beh, grande soddisfazione dalla parte di noi organizzatori della Volley Piave, anche quest'anno siamo riusciti a mettere assieme tantissime ragazze provenienti da tante parti d'Europa, l'obiettivo appunto nostro è questo, far condividere la passione della pallavolo e condividere le proprie esperienze, le proprie passioni, appunto questo spirito di aggregazione è proprio l'obiettivo del torneo dell'amicizia. Poi
in questi ultimi anni siamo riusciti ad organizzarlo a un grande livello tecnico, abbiamo rappresentative straniere nazionali e forti squadre italiane, quindi l'obiettivo anche quest'anno è raggiunto. Obiettivo centrato, quindi anche perché si è giocato in diverse palestre del quartiere del Piave, finale qui al Palazzetto dello Sport, in un momento in cui la pallavolo, sia maschile che femminile, è all'apice. Sta dando sicuramente grossi risultati, sì, noi abbiamo gareggiato nelle 5 palestre a Sarnaglia, Fazeco, San Martino Moriago e qui nel Palazzetto di Pieve. Abbiamo veramente svolto un torneo veramente intenso di grande pallavolo, abbiamo svolto 46 gare in 2 giorni, quindi tantissima pallavolo. 46 gare in 2 giorni non è poco sicuramente, l'altro anno vinse una squadra straniera, quest'anno sarà una squadra italiana, è stata una squadra italiana a vincere. Quest'anno avremo sicuramente una squadra italiana che vincerà il 12° torneo internazionale, abbiamo l'Anderlini che ha perso la finale l'anno scorso col Bilikova e quest'anno in finale molto agguerrita, vedremo il risultato. Parlavi di fare il movimento anche per le vostre ragazze, per il vostro vivaio, hanno giocato anche loro, no? Sì, quest'anno abbiamo sempre la nostra squadra che la facciamo tra l'altro proprio per lo spirito del torneo dell'amicizia e di aggregazione, abbiamo fatto in collaborazione con altre società, quest'anno abbiamo fatto col Mareno. Fatto anche importante quest'anno che ha ancora dato più forza allo spirito del torneo è stato che abbiamo avuto purtroppo un contrattempo con una squadra serba bloccata, appunto, che non era più riuscita a partire, appunto degli inconvenienti, e c'è stata la disponibilità da parte di squadre estere di formare una squadra, quindi abbiamo fatto proprio una squadra mista tra Italia e squadre straniere, quindi ancora più torneo dell'amicizia. Bellissimo questa storia, starete già lavorando immagino per la prossima edizione. Beh, intanto godiamoci la finale, certamente, siamo già al 12° torneo, quindi l'obiettivo è di proseguire sicuramente. Bocca al lupo. Grazie mille. E come confermato Anderlini alla vittoria in questo torneo 12ª edizione. Abbiamo concluso anche per oggi il nostro appuntamento sportivo, noi ci risentiamo domani venetoglobe.com, se ci volete cercare anche in modalità on demand sul sito naturalmente, sui social e poi il nostro canale televisivo 813 per la provincia di Belluno, 813 a tutti voi. Buona giornata!